Carissimi all'ascolto di Telepace, ben trovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Come al solito vi saluto dagli studi di Telepace e insieme a me davvero ospite di grande riguardo, perché tra l'altro la provvidenza proprio che ci ha fatto incontrare quest'oggi, perché sono con due vescovi e poi in mezzo c'è anche padre Saverio, tutti i missionari della Consolata, e che appunto i due vescovi che ai quali do benvenuto, ma soprattutto chiedo subito di presentarsi. Ecco, cominciando qui davanti a me. Grazie, molto gentile, sono Francisco Javier Saverio Munera, sono vescovo in una diocesi al sud della Colombia chiamata San Vicente del Caguán, nel territorio dell'Amazzonia della Colombia. Grazie mille, grazie della vostra presenza, e poi appunto aggiungeremo dall'altra parte c'è un altro monsignore. Buonasera, sono Joaquín Umberto Pinzón, Joaquino in italiano, anche colombiano missionario della Consolata, e lavoro come vescovo nel vicariato apostolico di Puerto Leguízamo Solano nell'Amazzonia colombiana. Grazie mille, poi l'avranno già intuito però appunto chi ci ascolta, ma ritorneremo tra pochissimo sulla vostra la motivazione principale di questo vostro passaggio, soprattutto in questi giorni. E anche in mezzo c'è detto appunto padre Saverio, che penso conoscete tutti quelli che ci seguite perché l'avete già visto, però chi non l'avesse visto ancora, parlando della Colombia, tu c'entri tanto, padre Saverio. Sì, ho seminato con gioia e con tanta speranza negli anni in cui l'obbedienza mi ha mandato, e ho vissuto quindi cercando di fare del mio meglio come missionario della Consolata. Adesso purtroppo le circostanze fisiche non me lo consentono più, però cerco di vivere la mia missione, anche se molto lontano dall'Amazzonia, in questa nostra diocesi di Chiavari, a cui voglio bene, e siamo qui disponibili a vivere con tutti voi, cari amici e amiche, il senso della missione, che non è solo là o solo, ma è tutta la nostra vita, è tutto il nostro mondo. Se perdiamo questo concetto siamo un po' finiti, la Chiesa va in malora, insomma. È vero, tanti della nostra diocesi ti hanno già conosciuto, perché appunto anche voi girate un po' in diverse parrocchie della nostra diocesi, e quindi la missione, come si suole dire, non finisce mai, certo, e continua sempre. Certo. Allora dicevo che una delle ragioni principali proprio per le quali siete qua, e soprattutto siete venuti a Roma per un sinodo di cui abbiamo sentito parlare, il sinodo sull'Amazzonia. Ecco, questo sinodo, intanto torno un pochettino indietro, noi sentiamo parlare dell'Amazzonia, ma non tutti, secondo me, che ci ascolta sa questa regione che cosa si indica, anche geograficamente. Monsignore Francis. L'Amazzonia è un territorio grossissimo, ubicato nell'America del Sud, si chiama il bioma di tutta l'Amazzonia, che comprende 9 paesi: il Brasile, la Colombia, il Perù, la Bolivia, il Venezuela, l'Ecuador e le 3 Guyane. Quindi è un territorio di all'incirca 7 milioni di chilometri quadrati. Quindi è una realtà meravigliosa, dove c'è una biodiversità preziosa di vita, di risorse e soprattutto di culture ancestrali dei popoli, per cui c'è bisogno di guardare questa realtà, perché è troppo minacciata, offre delle ricchezze grossissime per tutta l'umanità, anche per ciò che riguarda la conservazione del clima e tanti altri fattori, ma purtroppo è grossamente minacciata dai tanti progetti internazionali e delle tante iniziative che vogliono sfruttarla, credendo che l'Amazzonia abbia delle risorse senza fine, e è lì dove c'è il grossissimo pericolo.
Ecco, ricordiamo che davvero è anche una zona dove ci sono anche tantissimi cristiani oggi, come tale l'America del Sud è veramente una zona con maggiori numeri, anche se teoricamente i primi sono magari anche in Asia, ci sono alcuni paesi dell'Asia che proprio si dicono che sono molto numerosi cristiani, però anche in America Latina non si scherza. Io ho avuto la fortuna di essere in Perù e mi ricordo che avevo partecipato a una festa, il Signore dei Miracoli mi pare di ricordare. Mi ricordo che la più grande processione che abbia mai visto, l'ho visto lì a Lima, proprio una cosa che mi ha impressionato. Quindi una diversità di cultura, come dire, soprattutto di tradizione, di popoli, di geografia, tantissimo. Torniamo un po' sul sinodo e chiedo a Monsignore Joachino, ecco, soprattutto la fase preparatoria, perché ogni sinodo comporta anche, noi lo vediamo un po' nel momento dello svolgimento, però la preparazione è ancora molto intensa, molto importante. Come vi siete preparati? Che lei intuivo prima chiacchierando che è stato appunto soprattutto nella commissione di preparazione di questo sinodo. Penso che sia importante partire dal momento in cui il Papa Francesco ha convocato questo sinodo. È stato proprio la domenica 17 di ottobre del 2017, quindi 2 anni fa. Papa Francesco ha convocato un sinodo per la Massonia con 2 obiettivi molto concreti: cercare cammini per l'evangelizzazione del popolo di Dio che cammina in quel territorio dell'Amazzonia e anche per una ecologia integrale. Sono come i 2 aspetti importanti del sinodo. Poi dopo quella convocatoria la visita che ha fatto il Papa Francesco a Puerto Maldonado nel Perù a gennaio del 2018 ha proprio segnato un hito molto importante, perché si è svolto un incontro del Papa Francesco con tanti popoli dell'Amazzonia. Sono stati popoli dei 9 paesi dell'Amazzonia che sono venuti a incontrare, a trovare il Papa Francesco, ma hanno avuto anche la possibilità di esprimere ciò che loro si aspettano della Chiesa e su tutte quelle cose che loro sono state raccolte, tutto ciò che loro hanno parlato, e si è cercato di prendere l'espunto proprio su cui cominciare a lavorare il documento. Poi la commissione preparatoria si è trovata per la prima volta lì a Puerto Maldonado e abbiamo lavorato su tutto quel parlare che c'è stato e abbiamo stabilito dei punti molto importanti. Dopo, a marzo, il Papa ha nominato ufficialmente la commissione preparatoria che era composta da un vescovo di ogni paese, quindi 9 vescovi, uno per ogni paese che fanno parte dell'Amazzonia, e la segreteria generale della Rete Ecclesial Panamazzonica, il presidente, vicepresidente e anche il segretario generale e altri esperti che sono stati coinvolti per proprio aiutare in quella preparazione. Poi un altro momento molto importante è stato ad aprile del 2018, perché si è radunato questa commissione e ha preparato il primo documento che si è chiamato il documento preparatorio, che ha avuto 3 parti molto importanti: la voce dell'Amazzonia, il clamore dell'Amazzonia, poi una ecologia integrale
e la terza parte una chiesa con volto amazzonico. Quel documento è stato portato o riportato alle persone, alle comunità nella Panamazzonia. La condivisione con base in questo testo è stato grande. Penso che tante persone hanno letto il documento e non soltanto hanno letto il documento, sino che hanno fatto dei contributi. Quella tappa si è chiamata la tappa dell'ascolto. C'è stato un periodo lungo in cui tutte le comunità, le parrocchie, i gruppi, i popoli indigeni, i popoli afrodescendenti, i contadini, tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi secondo il testo, ma soprattutto di fare il contributo. Tutto quel materiale si è raccolto e poi si è lavorato a maggio di questo anno, del 2019, si è elaborato l'Instrumentum Laboris, che anche ha avuto 3 parti, ha cercato di raccogliere le stesse 3 parti, vedere la realtà, i clamori dell'Amazzonia, poi verso un'ecologia integrale e poi una chiesa profetica nell'Amazzonia, più o meno le 3 parti dell'Instrumentum Laboris, e soprattutto quell'Instrumentum Laboris che ci prende in questo momento per lavorare nell'aula sinodale. È importante questo, appunto, sentivo ripetere più volte, una chiesa col volto amazzonica, proprio profetica in quel posto, in quel luogo, per poter anche un processo quasi di, come dire, di incarnazione che continua. Volevo chiedere a Padre Saverio, che hai vissuto tanto e poi conosci la nostra Chiesa, ecco, parlando, cosa può voler dire proprio questa sottolineatura, una Chiesa col volto amazzonica? Cioè, quali sono le caratteristiche essenziali e specifiche di questa parte del popolo di Dio? La prima impressione che ho avuto quando sono arrivato è di trovarmi in un'immensità, no? Con tante cose, abituato a certi ritmi, certi momenti, certi contesti nostri europei, e trovarsi di fronte a lì quell'immensità, non solo di milioni di chilometri, ma anche di tante situazioni, quindi tante aperture, tante situazioni in cui devi far fronte e devi tirar fuori il meglio che hai dentro di te e negli altri, perché loro ti aspettano da te. E tu devi dare il meglio che hai per camminare insieme e per dare nuovi orizzonti, perché sono comunità che sentono il bisogno. È una lamentela che mi facevano, però d'altra parte quando eravamo in San Vicente, la diocesi che lui regge, la sola parrocchia aveva più di 120 parrocchie, no? Che dipendevano, verede, no? E dove... cappelle, eccetera, però non di 10 persone, come molte volte troviamo qui nella diocesi di Chiavari, no? Vai a trovare parrocchie, invece dove migliaia, e dove ti aspettavano, dove, ecco, potevo dire, molte volte si percepiva la voglia di Cristo come forza, no? Nella loro vita, e questo era molto importante. Molte volte ti facevi anche 8 ore di cavallo o di fiume, di canoa, eccetera, no? E la stanchezza, no? Magari se vai per fiume ti prendi 3 temporali e poi il sole a 40 gradi, tutte queste cose. Però poi arrivavi lì, di fronte come ti accoglievano, come ti desideravano, e la tua presenza, eccetera, ti passava la stanchezza, ti passava e ti sentivi veramente coinvolto di fronte a tutto questo, no? E questo era stupendo. Davvero tante, appunto, questo per sottolineare quanto è importante custodire tante realtà, perché non si tratta semplicemente di portare qualcosa dall'esterno da impiantare, ma è soprattutto riscoprire veramente i segni della presenza dello Spirito che come missionari appunto ci precede sempre. Torniamo un po' realmente sul sinodo. Ecco, come lo state vivendo, Monsignore Francis? Il sinodo è stata un'esperienza molto bella per me e per tutti coloro che vi partecipiamo.
un'esperienza di ascolto assieme al Papa. Si fa uno sforzo bellissimo di ascoltare tutte le realtà attraverso le persone che sono stati scelti o chiamati dal Papa, i vescovi, sacerdoti, laici, rappresentanti dei popoli indigeni, anche persone specialisti in temi nei campi delle scienze economiche, politiche, perché la Massonia è un tutto e bisogna guardarlo con questo sguardo sull'insieme e da lì incominciare a capire questo insieme, questa realtà che è un sistema che deve essere curato, conservato dal punto di vista dell'ecologia, ma soprattutto come Chiesa deve essere anche il Papa ha detto, come un gran laboratorio per tutta la Chiesa, per vedere come riusciamo a trovare nuove strade per l'evangelizzazione. Quindi tutto converge oggi pianino a questo che il Papa ci ha spinto in questi ultimi suoi documenti, quel che vuol dire diventare una Chiesa più missionaria, quindi una conversione missionaria che ci ha proposto il Papa nell'Evangelii Gaudium, una conversione verso un'ecologia integrale della cura e del creato, della casa comune che il Papa ci ha proposto nella Laudato Si, e poi anche come diventare una Chiesa che cammina più insieme, cioè una Chiesa sinodale che mette in risalto il ruolo dei laici, delle donne, di tutto il popolo di Dio camminando insieme sotto la guida dello Spirito. Questo è un po' l'esperienza che sento in questi già quasi 3 settimane di sinodo che stiamo tenendo a Roma. Mi incuriosisce un po' di più davvero tutto, ma soprattutto sentire parlare di questa ecologia integrale. E qual è l'apporto col Vangelo, con la... Ecco, rivolgi a lui quella domanda. Ecco, chiediamo a Sua Eccellenza Joachino. Guarda, il Papa Francesco, da quando ha cominciato il suo pontificato, dalla sua proposta sociale o nella sua proposta sociale ci chiede un nuovo modo di vivere. E poi un'ecologia integrale vuol dire guardare quali sono i miei rapporti con Dio, i miei rapporti col fratello e il mio rapporto anche con la nostra casa comune, che è la natura, che è il nostro mondo, il creato. Noi come uomini, come persone, ci siamo dimenticati che facciamo parte della opera creatrice di Dio, che facciamo parte di quest'opera creatrice di Dio, perciò ci siamo dimenticati che dobbiamo prendersi cura di quest'opera creatrice. Allora un'ecologia integrale vuol dire cercare modi diversi di vivere, modi che siano amichevoli con la natura, col fratello e soprattutto che ci apra anche all'incontro pieno con Dio nostro creatore. Io ringrazio tantissimo per questo aspetto, perché è una delle dimensioni che mi toccano profondamente come persona, ma credo anche in qualche modo facente parte anche della Chiesa di oggi, che sentiamo il bisogno veramente di un cristianesimo, come dicevo anche prima, un cristianesimo davvero incarnato, che ha a che fare con la realtà della vita di ogni giorno. Non solo, perché in alcuni casi il nostro cristianesimo ha sofferto tanto dalla separazione tra l'aspetto spirituale, rituale, si può anche dire, con la vita di ogni giorno. Quindi anche il rapporto con la natura, col mondo che ci circonda, e questo mi pare un modo veramente originale e importante di leggere proprio il Vangelo, il quale non è mai al di fuori della realtà di ogni giorno. Anche, come dire, in ogni attività possiamo veramente vivere
e dobbiamo vivere il nostro Vangelo. Proprio quello che hanno tutte quelle comunità, tutti i popoli originari della Panamazzonia, loro hanno tanto da insegnare a tutti noi, perché il rapporto col Creatore, con la divinità, è un rapporto molto vicino. Il rapporto con l'opera creatrice ed è un rapporto anche molto vicino. È un rapporto che porta a loro a prendersi cura, ad essere responsabile del suo intorno, ad essere responsabile della cura delle piante, degli animali, dell'acqua e tutto quell'ambiente, contesto di vita che è nell'Amazzonia, e che se ancora ne abbiamo tutto quello lì è perché i nostri popoli originari si sono impegnati a curare. Bene, il tempo scorre velocemente, ma ancora una cosa veramente importante: il sinodo nel momento in cui stiamo parlando non è ancora finito e deve ancora concludersi, e quindi non abbiamo ancora diciamo la sintesi un po' alcuni dei vostri lavori, però credo che voi che siete appunto dentro intuite già quello che potrebbe essere un po' i punti di rilancio di questo sinodo, che questo sinodo vi regala. Ecco, cosa può essere veramente il frutto di questo sinodo, che sento importantissimo? Monsignore Francis. Grazie. Una spinta forte che ci verrà data dal sinodo per tutta la Chiesa è proprio un'opzione per la cura e la casa comune, perché siamo in una grande aldea, una grossa aldea, tutto è connesso, ci ha insegnato il Papa, o ci ha ricordato il Papa, per cui ciò che capita là ha delle ripercussioni qui e così via. Per cui una grande opzione per una ecologia integrale. Io vorrei questo come una grande spinta. E poi anche per un nuovo stile di fare la missione in quel territorio, più inculturata, più in dialogo, più in ascolto di tutte queste ricchezze che hanno i popoli originari e ancestrali, ma anche la Chiesa che cammina in questa realtà, come riesce a inserirsi e diventare più vicina, più accanto, più presente. Questo sarà una spinta molto forte per noi a trovare anche nuovi modi di farsi presente in mezzo alle nostre comunità. E la stessa domanda, se può aggiungere qualcosa su questo aspetto, ecco, quello che può essere il frutto, il rilancio proprio di questo sinodo, che tra l'altro dicevamo che lei ha partecipato anche nella preparazione, ecco, trova un po' risonanza rispetto alle aspettative, ecco. Guarda, io penso che delle cose più belle che ci può regalare questo sinodo è metterci sulla strada della sinodalità, una Chiesa che si siede a parlare, che, come diceva Monsignor Francesco, che ascolta, ma soprattutto una Chiesa che assieme cerca nuovi cammini, una Chiesa che è spinta ad essere creativa nei nuovi modi di fare la missione, di portare il Vangelo al cuore delle persone, delle comunità. Penso che il Sinodo ci spinge anche ad essere creativi, a cercare questi nuovi modi, ma soprattutto a sapere che i tempi sono altri, che dobbiamo cercare metodi missionari che siano più efficaci secondo i tempi che viviamo, e poi non avere paura di aprirci alla ministerialità, ai nuovi servizi nella Chiesa, a tanti altri strumenti che ne abbiamo nella bella tradizione della Chiesa, ma che a volte sono dimenticati. Bene, allora veramente sono tantissime cose che avremmo dovuto anche toccare, tutto questo così, ma io nella conclusione, anche perché così un'idea generale anche sulla... Quanto è grande la sua diocesi?
Sono 37.000 chilometri quadrati. 37.000 chilometri quadrati. Sì. E quanti sacerdoti? Una ventina di sacerdoti, sono in 14 parrocchie, ma dovrei creare altri per servire meglio le comunità, perché sono troppo lontane e disperse una delle altre. E come si fa? Come si fa così con pochi preti e con un territorio così grande? Potete immaginare il lavoro, le visita, e poi molte volte non si riesce a stare più presenti, che questo è il richiamo che ci fanno, più presenza, più inserimento. Davvero, Padre Saverio, noi qui ci lamentiamo, hai già sentito quanto ci si lamenta che appunto abbiamo pochi preti e poi corriamo di qua e di là. Che idea ti sei fatto un po' così rispetto anche a una realtà come quella che Monsignore Francis ci stava raccontando? Che i chilometri sono meno, però la missione è maggiore. Scopro ogni giorno la difficoltà. No? Sarà per tanti motivi messi insieme, frutto anche della nostra realtà che viviamo, però a volte queste che loro e carissimi confratelli e amici, monsignori qui presenti dimostrano e vivono, no? Noi c'è alcune difficoltà, non le troviamo, però vivere oggi il contesto, no? Non è facile, soprattutto quando per la realtà. No? Io posso dirlo molto sinceramente e fraternamente, quello che mi spaventa qui è la mancanza di gioventù. Non è che non voglio bene agli anziani, lo sono anch'io, a tempatello, anzi più che mai, vero? Però ecco, entrare in tante celebrazioni, in tante chiese, no? E vedere la mancanza di giovani, no? Che non ci sono, un po' mi lascia perplesso, no? Forse perché c'è sempre il confronto contesto tra la missione là, dove i giovani a go-go, no? Proprio tanti, eccetera, con tante voglie, con tante capacità. Non è che i nostri giovani non siano, però perché, mi chiedo, questa povertà di tanti giovani nelle nostre chiese? Tu poi sei parroco e quindi lo sai. No, lo vedo benissimo e è importante porre questa domanda, chi ci ascolta è giusto anche pensarci, ma soprattutto una cosa importante con la quale veramente concludiamo questa nostra puntata è proprio il fatto che oggi come tale la Chiesa si sta sempre di più aprendo all'universalità, e questo vuol dire che davvero siamo contenti, abbiamo tanta gioia nel sentire che i nostri fratelli in Colombia sono anche appunto un po' molto vivi, e soprattutto i due vescovi qui presenti ci hanno avvicinato sempre di più la loro realtà, e questo ci apre gli occhi e ci apre il cuore, e quindi davvero personalmente sento che è qualcosa che ravviva la nostra speranza, perché è anche vero che un po' la storia, i tempi cambiano. Una volta qui, neanche tanti anni fa, c'erano tantissimi missionari, adesso sembra un po', io ogni tanto scherzo dicendo che la terra gira sempre, e quindi speriamo che anche presto anche qui si risvegli un po' questo desiderio di Dio da parte dei giovani, da parte di tutti, perché poi lo sappiamo, senza Dio non andiamo da nessuna parte. Ecco, questo veramente io volevo ringraziarvi per la vostra presenza, grazie Monsignore Francis, grazie Padre Saverio e grazie anche Monsignore Gioacchino per quello che ci avete regalato. Auguri per tutto il vostro futuro, per la vostra pastorale. Io vi ringrazio tanto. Volentieri, grazie mille. E voi tutti che ci seguite, Missione Mondo per oggi termina qui e ci ritroviamo per la prossima puntata. Grazie.